Oggi mi trovo alla pineta di Sinai perché sta succedendo qualcosa di interessante qui. Wow, devo andare lì. Sembra sempre più lontana. Alcuni di questi alberi crescono orizzontali quasi, a cercare il sole. Ho iniziato a camminare da laggiù, sono salito tutto su per questa strada. Quello che sta avvenendo qui oggi è una pulizia archeologica. Consiste nel rimuovere le erbacce, gli alberi e gli arbusti in eccesso in modo tale da rendere il monumento visibile, così che gli studiosi possono comprendere meglio il sito, perché qui c'è l'intenzione di scavare, c'è l'intenzione di valorizzare questo monumento e di renderlo accessibile al pubblico. Siamo a Sinai, il sito di Brunkumugum. Siamo venuti qua l'altro giorno, quindi io fortunatamente ho sia l'immagine di prima e dopo la pulizia. Quello che prima erano dei semplici affioramenti di rocce dalla terra e sta diventando piano piano un muro, un qualcosa, una costruzione. È incredibile. Chi fa la pulizia archeologica? Solitamente sono dei volontari che vengono coordinati da delle organizzazioni. In questo caso siamo a Sinai, quindi l'organizzazione si chiama Sardinia To Do, che è l'organizzazione che gestisce e coordina il museo e l'archivio di Sinai, il MUA. C'è il CAI, grandissimi, un'intera scuola di arti marziali, un gruppo che fa arti marziali, sono qui a pulire questo monumento. Adesso ne sto approfittando che qua non c'è nessuno, guardate che bello. Quest'area è un'area un po' sospetta, bisognerà indagare se c'è qualcosa di interessante. Purtroppo ci hanno costruito una torre, un recinto che forse va anche dall'altra parte, quelle pietre che si vedono là dietro. Guardate quanto è bella l'aria pulita oggi. Ce ne andiamo via sotto la pioggia qui perché sta per piovere.